È sempre con noi. Nuova partenza per gli alpini del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Destinazione Rimini, portando con sé il ricordo del mulo simbolo delle penne nere a quattro zampe. Sul camion, prima nella salmeria storica di Anzano, hanno trovato posto i basti, le botticelle e tutto il materiale logistico. Poi all'ombra del campanile di Fregone è stata la volta dei muli, eredi della storica tradizione delle marce in montagna. Arrivano 4 muli, arrivano 2 del Piemonte e 2 dalla Liguria. Sono matricolati in occasione della Mininaia, hanno il numero matricola nello zoccolo. Tony è l'anima costitutiva dello storico reparto. Fu lui a salvare il roso dal macello quando tutti i muli vennero dismessi dall'esercito alla chiusura definitiva delle salmerie. Una tradizione che continua grazie a lui e alle altre penne nere che si alternano nella gestione di questa ex stalla diventata la salmeria del Cansiglio. Cerchiamo di dare una mano. Non ero con i muli, ero sempre dato in mezzo alla Deldin e non alla Cantore, però quando si è lì, vederli fanno una certa impressione, qui invece fanno tenerezza. Ecco, voi li portate a Rimini, diciamo è una trasferta un po', come dire, impegnativa. Oddio, sono 2 anni che sono fermi, li abbiamo sgambati così, se vogliamo dire, qui per le nostre montagne, per fargli fare 2 passi loro e buttare giù qualche grammo anche noi. E questa è la prima uscita vera e propria. Beata sincerità che viene messa alla prova dai muli già al momento del carico. Non è molto convinto di salire. Gli piace fare un giretto. Dopo molto tempo anche loro sono un po'... Eccolo qua, hola. È tutta una tattica. Sì, proprio una tattica. E una volta caricato fieno e acqua e chiuse le sponde, è iniziato il trasferimento verso Rimini con, come si faceva durante la naia, conducente e capomacchina. Conducente muli fino alla fine. Fino alla morte.